Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. È finita dopo 17 anni la latitanza di Giovanni Tegano, 70enne boss dell''ndrangheta, uno dei 30 più pericolosi nella lista del Ministero dell'Interno. Ricercato dal 1993, è stato arrestato dalla polizia a Reggio Calabria nel corso di un'operazione eseguita dalla squadra mobile in una casa in località Perretti, dove si trovava con altre persone. Tra le accuse a suo carico, associazione per delinquere di tipo mafioso e traffico di armi. Per il ministro Maroni questo è il colpo più duro che si potesse infliggere oggi all''ndrangheta, essendo il numero 1 dei ricercati calabresi. La direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria ha sottoposto a sequestro beni per un valore di circa 8 milioni di euro, in particolare un'impresa operante nel settore della produzione di calcestruzzo, 11 unità immobiliari tra fabbricati e terreni, 2 autoveicoli e rapporti bancari, beni tutti riconducibili a Terenzio Antonio Dagui, coinvolto nella gestione monopolistica degli appalti pubblici. Il sequestro è frutto di una complessa attività di indagine nell'ambito dell'operazione denominata Bellu Lavoro, nei confronti delle cosche Thalia Vadalà. Si è conclusa anche la latitanza durata qualche giorno del 49enne Rocco Morabito, figlio di Giuseppe detto il tiradritto, ritenuto il reggente dell'omonima cosca operante ad Africo. Accusato di associazione di tipo mafioso, estorsione ed intestazione fittizia di beni, era sfuggito all'arresto nell'ambito dell'operazione reale del 22 aprile scorso. I carabinieri di Reggio Calabria e del Ross lo hanno catturato ieri sera a Melito Portosalvo. Disarmato, Morabito non ha opposto resistenza ed ha esclamato: "Finalmente mi avete preso". Quella di Domenico Paglianiti, coinvolto nell'operazione Migrantes che ieri ha portato all'arresto di 31 persone per sfruttamento degli immigrati, è stata praticamente una confessione in diretta TV. La Procura di Reggio Calabria infatti ha utilizzato per inchiodarlo le immagini della trasmissione Anno Zero, in cui lo stesso Paglianiti descriveva nei dettagli al giornalista della troupe di Santoro la sua attività di caporale che recluta gli immigrati nella piana di Gioia Tauro. 10 persone indagate tra appartenenti all'amministrazione provinciale di Vibo ed imprenditori per una frode pubblica accertata per 7,5 milioni di euro. È il bilancio di un'inchiesta della Guardia di Finanza di Vibo Valencia, coordinata dalla locale Procura della Repubblica in materia di appalti pubblici. Gli inquirenti hanno posto l'attenzione sull'importante opera incompiuta della cosiddetta tangenziale est di Vibo Valencia, i cui lavori di progettazione risalgono ai primi anni '80. I reati contestati vanno dal disastro colposo alla frode in forniture, nonché omesso collocamento di segnali ai ripari e falso ideologico. È stata una seduta lampo quella della seconda giunta regionale svoltasi a Palazzo Alemanni senza il governatore Peppe Scopelliti, impegnato a Milano, e presieduta dalla sua vice Antonella Stasi. Tra le decisioni prese quella della sostituzione del DG dell'ASP di Cosenza Petramala con il commissario Franco De Rose, ridotta la pianta organica dell'ufficio stampa che passa da 10 a 7 unità, approvata infine la certificazione delle funzioni dei lavoratori territoriali di educazione ambientale a Vibo e Crotone. L'assessore regionale alle attività produttive Antonio Caridi ha incontrato ieri mattina a Catanzaro i rappresentanti delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere pubbliche per illustrare i contenuti del bando per la manifestazione di interesse nell'ambito del programma operativo interregionale Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013. Per l'assessore si tratta di un tema di grande rilevanza visto che riguarda sia il risparmio energetico ma anche il miglioramento della qualità della vita. Il comune di Crotone ha aderito all'iniziativa di Legambiente 100 strade per giocare, che si svolgerà sul tratto che costeggia il mare dalla Lega Navale fino al cimitero cittadino, in collaborazione con associazioni, scuole, artigiani ed esercenti. Il programma della giornata è stato presentato ieri mattina presso la sala Dionigi Cagliazza della Casa della Cultura dagli assessori Romano, Arcuri e Mazza, promotori ed organizzatori della manifestazione insieme ad Antonio Tata, responsabile locale di Legambiente.